è bello sapere che qualcuno ti pensa, ti vuole bene, ti vuole preservare, che dicevo, senti, ho conosciuto con la panza, devi rimanere la panza. Allora il Dorazzi nazionale, uno dei noi, mi dice, senti, ti guardi sto attimo dal mastro oggi che devo vedere una persona che mi porta una polizia là, ti raggiungo, ti devo dare una cosa, io già lo conosco. È stupendo sapendo che il negozio di Ferri da Polso in apertura mi regala una cosa bellissima, stupenda, con tanto di batteria, quindi qualcosa girerà, che ci piace molto, è di buon auspicio per il negozio e grazie e te voglio bene, siamo amici e siamo felici. Però questa non si magna, questa non si magna. E allora giustamente papà ha fatto, questa è lardo, che giustamente, tanto per non perdere, cioè il lardo è mai visto deperito, mai visto un po', e è molto salutare il lardo, tra i 5, 6, 7 etti di lardo, no? Ma il lardo non basta per mantenere, anche questa vale un sacco di soldi, questa è costata una cifra. E quindi che altro c'è? Lardo chiama e poi dalla mano oppure slazzichi? Giustamente, visto che il lardo non è sicuro che larda, salsiccia. Questa va cucinata, questa va fatta perché è un po' fresca. sì. È finito? Tutto qua, i tuoi regali? Sta un'altra cosa più piccola, che forse Botte piccola per vino buono, si bravo, dice, bravo. ma non è vino. Questo è tipo da spacciatore, questa cosa qui. Questa si può far vedere? costa quanto per Che costa più o meno quanto quella cosa polverosa, ma non è polverosa, ma si gratta. bravo, Sono palle di toro? sì, Che ha fatto ammazzato il cane? È nero, sì. è tardo, è fo, lardo, oris, salsiccia, tartufo, Dorazzi. Secondo te sto male? Io ogni forma di attenzione la tartufo Staus, tartufo Stefaus, è brandizzato, è personalizzato, non è reato. Apprezzo ogni forma di attenzione. Quando mi fate dei regali non faccio complimenti, sono contento, lo apprezzo perché è una forma di, come dire, Strauss, te voglio bene, l'ho pensato. E quando uno te pensa è amico, siamo amici, siamo proci, viva la vita, tutta la vita. Tartufo per me. Strauss. Fortunato Stefano. Molto, molto. Quando trovi amici, quando sei circondato da gente che ti vuole bene, sei fortunato. Ma ci sarà un motivo. Dov'è un po' di frega? Un po' di frega e niente, eh? No, troppo.